Bella a tutti regà, qui è Miro ed eccoci qua in questo video post partita che, ahimè, anche questo esce in ritardo, però non vi preoccupate perché venerdì il post partita uscirà in un orario decente, cioè nel senso uscirà proprio finita la partita. Su Spal Cagliari devo fare alcune premesse. La prima, che è la più importante e forse anche l'unica in effetti, è che non ho visto metà del primo tempo. Praticamente io ho cominciato a vedere la partita 2 minuti prima che Di Pardo venisse espulso, per farvi capire più o meno. Quindi ho saltato, mi sono perso praticamente la parte in cui il Cagliari ha giocato meglio a seconda di svariati pareri. Mi rincresce molto, però ci sta. Purtroppo parte me la sono persa. E per questo motivo, visto che mi manca comunque un pezzo importante per giudicare in toto la partita, mi soffermerò su alcuni punti, secondo me molto importanti. Il primo è la Padula. La Padula che sta deludendo. Parliamoci chiaro, sta deludendo. E penso che in parte sia colpa sua. Noto che molte volte c'è uno scarico di responsabilità nei confronti della Padula e da una parte riesco a condividere quest'idea perché effettivamente la Padula è poco servito dal resto della squadra, tant'è che le maggiori occasioni che ha avuto il giocatore peruviano nelle partite è stato per causa dei difensori avversari piuttosto che per un nostro passaggio che lo ha servito. Però io noto in la Padula una sorta di effetto Joao Pedro, ovvero un giocatore succube della sua testa. E io speravo che con Joao Pedro se ne fosse andato questo problema, perché sappiamo tutti che Joao Pedro a livello di caratteristiche è un giocatore eccezionale, ma quando la testa non gli permette di entrare in campo nella maniera giusta, ne risente lui, ne risentiamo noi e ne risente la squadra. Idem per la Padula, che vedo disperarsi o comunque rimuginare troppo alle occasioni che non è riuscito a concretizzare, senza concentrarsi su quelle che può avere in seguito per concretizzare, lasciando perdere poi delle giocate che secondo me vanno al limite dell'assurdo, perché tu quando stai perdendo 1-0 e stai attaccando, ok che non hai una visuale di porta ottima e sei di spalle quindi non puoi tirare, ma non accetto che tu in Serie B perdendo 1-0 ti metti a fare i tacchetti in area. Cioè lì me fai uscire proprio il Pacciani, parliamoci chiaro, perché non puoi fare ste cose, dai. Cioè che cazzo fai? Ma servilo bene il compagno, non ti metti a fare i tacchetti. Lì proprio mi è calato tutto. Però d'altra parte, come ho già detto prima, dobbiamo constatare il fatto che la Padula effettivamente è poco servito, praticamente inesistente, e la maggior parte delle azioni, e si continua anche questo trend, avvengono tramite cross. Che ci può anche stare se mi fai un cross teso, un cross rasoterra, ma se tu mi fai un cross alto, quando come prima punta tu là davanti hai la Padula, io non lo tollero. Non lo tollero, perché se tu devi giocare in questo modo, tanto vale giocare o con il 4-3-3, quindi mantenendo questo modulo, ma facendo giocare Pavoletti là davanti, perché è lui capace di realizzare gol tramite questo tipo di azione. Oppure mi vai a giocare un 4-3-1-2 in cui i due più esterni del centrocampo, anche se dovrebbero essere mezzali, vanno a crossare, oppure due terzini, e in the box, diciamo, dentro l'area, hai due giocatori, quindi doppia possibilità di poter andare a rete. Uno con Pavoletti di testa e l'altro su un'eventuale ribattuta oppure su una giocata aerea da parte di Lavadula. In quel caso tu hai due modi per concretizzare quel cross, ma se tu con il 4-3 prima punta Lavadula mi continui a giocare con palla sulle fasce laterali e cross, noi qui non andremo mai avanti, ma mai, rimarremo bloccati a questa cosa. Ed è un altro dei soliti problemi che caratterizzano
questo Cagliari, ovvero avere sempre gli stessi problemi, pensare che comprando un giocatore si possano cambiare, ma il problema rimane sempre lì, sempre. Non lo so, non lo so. A che pro questo tipo di giocata? A che pro? Non lo so, qualcuno magari mi potrà rispondere nei commenti. Un'altra cosa che ci accomuna, o meglio accomuna l'era Giulini, è il fatto di avere questi cambi tardivi. E penso che sabato si è rasentato il ridicolo, secondo me, perché cioè tu stai giocando praticamente da 50 minuti, perché è dal 30° del primo tempo che tu sei in 10, stai per giocando 50 minuti con gli stessi uomini e il primo cambio lo fai soltanto all'80°. Stiamo scherzando? Cioè, ma io già alla terza giornata mi devo immaginare che c'è qualcuno che manovra i cambi? Ma seriamente? Perché poi ogni volta il pensiero va in malafede. Ma perché ne abbiamo viste di cotte e di crude a Cagliari. È normale che dopo un po' il pensiero continui ad andare sempre in malafede anche quando magari non lo è. E di questo ha avuto un grande... cioè è stata una grande colpa di Liverani. Perché io non metto in dubbio che il Cagliari nel primo tempo, quei 30 minuti, abbia giocato bene. E non metto in dubbio nemmeno che il Cagliari dopo l'espulsione in 10 abbia saputo ottenere botte e comunque non ricevere un particolare danno da questa espulsione. Poi parleremo anche di Di Pardo. Ma 50 minuti tu tieni, anzi per 80 minuti tu tieni degli uomini che hanno giocato prima in 11 e poi in 10 per la maggior parte della partita. I cambi li devi fare prima. Devi mettere uno che ti spacca la partita, tra tutti Luvumbo, prima. Prima. È assurdo, è veramente assurda questa cosa. Tra l'altro, piccola cosa a cui io faccio molto caso, sono 3 i turni di Serie B e in tutti e 3 i turni siamo passati in svantaggio, sempre. 2 volte su 3 siamo riusciti a recuperarla. Non lo so, io non lo so. Io confido in Liverani. Io confido molto in Liverani perché ha grinta, ha volontà di dimostrare e di far valere un gioco, ma lo sta facendo nella maniera più sbagliata. Perché questo Cagliari non sta convincendo, perlomeno a me, non convince. Perché io le idee le vedo, ma le vedo realizzate nella maniera pessima, in una maniera pessima. Male male, qui va cambiato qualcosa. Poi Di Pardo è un'altra volta, entra in campo e fa una cappellata. Ma io dico, Cristo santo, poi apro e chiudo parentesi, c'è chi mi dice, ma pure quando si vince sei triste, sembri morto. Io analizzo le partite, ragazzi, per come la vedo io ovviamente, e non è che io sia Guardiola o un chissà quale intenditore di calcio. Io do il mio giudizio, se a poi voi va bene o non va bene, liberi di seguirmi o no. Io sti commenti francamente li capisco poco, perché secondo me nella vittoria, nel pareggio o nella sconfitta c'è sempre qualcosa da analizzare. C'è sempre qualcosa che va bene, c'è sempre qualcosa che va male. Io ci tengo a ribadirli sti concetti, a prescindere dal risultato, perché il risultato è una cosa che va in secondo piano, perché io non è quella la prima cosa che vedo, è quello che succede in campo. Poi il risultato del campo è un'altra cosa. Quindi io analizzo qualsiasi cosa, ok? Mi sono perso, che cazzo stavo a dire, vedi? Di Pardo fa cappellate su cappellate. E io qui ritorno sempre al solito discorso. Ma perché siamo dovuti annappiare dalla Juve un Di Pardo quando potevamo valorizzare uno dei nostri giovani? Ma io non ci arriverò mai a sta cosa. Mai.
Ma perché non giocano Ladinetti e Curfalidis, ma l'unico giovane che viene dalla nostra primavera, giovane ormai, vabbè, non è che è vecchio però, l'unico della cantera del Cagliari che continua a giocare è uno che ha dimostrato delle caratteristiche tecniche altamente limitate come quelle di Deiola? Perché non gioca uno come Corfalidis ma gioca uno come Deiola? Parliamoci chiaro, uno per imparare a giocare in Serie B ci deve giocare in Serie B. Scusatemi, raga, vi faccio questo esempio, ma una persona, un bambino, come impara a scrivere? Guarda la maestra che scrive e poi replica, esegue, fa. Se tu quei giocatori non li adoperi, se tu quei giocatori non li utilizzi nella categoria, sicuramente gli puoi mandare a fare gavetta in serie minori e sicuramente gli sarà d'aiuto, ma non significa che saranno pronti. Io continuo ad avere l'idea che se tu un giovane lo vuoi valorizzare e ne hai bisogno, perché ne hai bisogno di valorizzare i giovani, tu li devi far giocare nella categoria in cui militi. Secondo me non ci stanno troppi discussioni da fare. È così. Vuoi valorizzare un giovane? Giochi in Serie B, lo fai giocare in Serie B. Magari non gli fai fa 90 minuti completi, però una partita gli fai fare l'ultimo quarto d'ora, la partita dopo gli fai fare l'ultima mezz'ora, magari alla partita dopo parti titolare ma lo sostituisci alla fine del primo tempo. Piano piano vedrai che quel giocatore capirà in quale categoria si trova e capirà il modo di giocare e tu riuscirai a valorizzarlo. Oppure ti sarà d'aiuto per capire che quel giovane magari ha bisogno di ancora più tempo e prima di farlo giocare in Serie B tu lo devi mandare in un'altra categoria, ma lo devi far giocare per capirlo. Perché fino a quando lo vedi soltanto in allenamento, o fino a quando è la società che de schiribizzo suo decide qual è il destino dei giovani, tu combinerai poco, perché a livello attuale il settore giovanile del Cagliari è assolutamente inutile. 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 Niente ragazzi, io non ho altro da dire, il video finisce qui, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo nel prossimo video. Bella.